Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Si celebra oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Il 18 marzo dello scorso anno fecero il giro del mondo le immagini che rappresentavano una lunga fila di camion dell'esercito italiano impegnati a trasportare da Bergamo ai forni crematori delle altre regioni le bare delle persone morte a causa del virus. Questa mattina il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha deposto una corona di fiori al cimitero monumentale di Bergamo e solo ieri l'Italia ha pianto 431 nuove vittime, 14 solo in Friuli Venezia Giulia. Oggi è atteso il verdetto dell'Agenzia Europea del Farmaco, intanto sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, di cui l'AIFA ha disposto la sospensione dopo le indagini aperte su alcuni decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità da parte sua raccomanda di continuarne l'uso. E ricordiamo che a seguito della vicenda in Friuli Venezia Giulia sono state sospese le inoculazioni con questo vaccino e anche temporaneamente bloccate le prenotazioni per quanto riguarda le inoculazioni di questo siero. Un minuto di silenzio in occasione della giornata in memoria delle vittime del Covid è stato osservato questa mattina davanti a Palazzo d'Aronco, sede del municipio di Udine. Anche qui a Udine un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid con il sindaco Pietro Fontanini. Sì, abbiamo anche a Udine fatto questa cerimonia perché purtroppo anche in città ci sono stati più di 300 morti in questo periodo di pandemia da coronavirus, soprattutto nell'ultima parte del 2020 e questo inizio di 2021. Eravamo stati così non toccati in maniera forte all'inizio della pandemia, purtroppo adesso anche la città soffre, ci sono stati lutti e questa cerimonia, che è fatta in tutta Italia, vuole essere un segno di solidarietà e di vicinanza soprattutto alle famiglie che hanno avuto lutti in casa per persone purtroppo decedute a causa del coronavirus. Siamo ancora in piena pandemia. È necessario continuare a mantenere le distanze, le mascherine, stare a casa il più possibile, perché sappiamo che solo così, in attesa di fare i vaccini tutti, solo così riusciamo a contenere e a sconfiggere questa terribile epidemia. Oggi ricorre la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, un momento per riflettere, onorare e condividere la memoria di una tragedia che ha segnato l'Italia e il mondo intero. Così ha scritto sui suoi profili social il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel giorno in cui appunto si ricordano le vittime della pandemia. Continua intanto la pressione sugli ospedali del Friuli Venezia Giulia a causa dell'impennata di casi Covid registrata negli ultimi giorni in regione al Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche oggi gli accessi al pronto soccorso sono numerosi, così come conferma Mario Calci, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Il flusso dei pazienti Covid, ha spiegato, è molto elevato, complicato anche dalla difficoltà di collocazione e persiste in contemporanea un flusso elevato anche al pronto soccorso non Covid. Alle 11:20 di oggi, secondo quanto riporta il servizio online della sanità regionale, il numero di pazienti in trattamento al pronto soccorso era pari a 77, dei quali 6 in codice rosso. Ieri pomeriggio verso le 16 pazienti in attesa erano 85, di cui 7 in codice rosso. E dopo le terapie intensive anche gli altri reparti degli ospedali della regione tornano sotto pressione. Stiamo parlando di reparti Covid. In Friuli Venezia Giulia salgono nuovamente sopra la soglia di attenzione le occupazioni di posti letto anche nelle aree mediche al 42% e in terapia intensiva 44%. È la nostra regione ad essere quella in cui il virus si diffonde maggiormente in Italia in percentuale. Sono tutti in peggioramento gli indicatori riportati nel monitoraggio settimanale di Fondazione Gimbe, che conferma ancora una volta la situazione critica nella nostra regione, dove i dati restano sempre in maniera preoccupante da zona rossa. Nella settimana tra il 10 e il 16 marzo i casi positivi sono 1225 ogni 100.000 abitanti, il 70% rispetto alla media nazionale in più.
Poco meno di 900 casi infatti in Italia. I nuovi casi rispetto alla settimana precedente sono aumentati del 38,1%, mentre nel paese i nuovi contagi crescono del 18%. L'aumento dei contagi si riflette sulle curve relative ai servizi ospedalieri. Oltre a rendere più complessa l'assistenza ai pazienti, il sovraccarico delle strutture aumenta lo stress del personale. Quanto ai vaccini, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Friuli Venezia Giulia è pari al 4,63% contro una media italiana del 3,6%. Tra gli over 80 ha completato il ciclo il 15% degli anziani contro una media nazionale del 10,6%. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare le cause del decesso del maresciallo maggiore dei Carabinieri Emanuele Calligaris. L'uomo, 47 anni, di Cassacco, è morto martedì all'ospedale di Udine a seguito di una emorragia cerebrale. La salma non è quindi stata ancora restituita ai familiari, ma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La famiglia della vittima ha presentato tramite i propri legali 2 esposti con l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità nella morte del 47enne che aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca il 4 marzo scorso da parte dei clinici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è stata ravvisata alcuna connessione tra il decesso e l'inoculazione del siero. Il militare ha perso la vita a seguito di una gravissima emorragia cerebrale che era stata trattata in terapia intensiva all'ospedale di Udine. Sono state riscontrate dai carabinieri del NAS di Udine carenze igienico-sanitarie in 2 obitori di 2 ospedali dell'ex provincia di Pordenone. Non sono state ravvisate irregolarità invece a Gorizia e Trieste. L'attività di controllo è svolta in questo periodo di emergenza sanitaria d'intesa con il Ministero della Salute. Carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate dai carabinieri del NAS di Udine in 2 obitori di 2 ospedali dell'ex provincia di Pordenone. In entrambi i casi gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno segnalato la situazione all'autorità sanitaria. Lo stato di conservazione e gestione delle salme invece non ha mostrato alcuna irregolarità. I militari dell'Arma del nucleo antisofisticazione e salute hanno eseguito nell'arco della scorsa settimana in tutto 4 controlli negli obitori dei nosocomi del Friuli Occidentale, 2 nelle camere mortuarie degli ospedali dell'ex provincia di Gorizia, dove non sono state ravvisate irregolarità, e 2 nelle strutture ospedaliere dell'area giuliana. A Trieste i militari hanno controllato anche la cella mortuaria del cimitero, che è attrezzata anche per eseguire le autopsie. In zona giuliana, nell'Esontino, non sono state ravvisate irregolarità. Si tratta di attività di controllo svolte in questo periodo di emergenza sanitaria, d'intesa con il Ministro della Salute, per appurare la regolarità degli obitori e il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19. A livello nazionale sono stati oggetto di ispezione 375 tra obitori e camere mortuarie interne alle strutture ospedaliere, 85 le irregolarità riscontrate. Denunciate 23 persone, segnalate altre 78 tra dirigenti di strutture sanitarie e ospedaliere, titolari di imprese funebri private per violazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in osservanza degli obblighi della normativa anti-Covid e delle leggi regionali e di polizia mortuaria. Accogliendo le istanze dei vertici della Giunta regionale, il Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini ieri nel corso della sua visita in Regione, nell'ultima tappa, ha evidenziato che in merito alla situazione degli infermieri il Governo sta già lavorando per evitare questo vincolo di esclusività. La sburocratizzazione è un grande tema che sarà inserito nel Recovery Fund. Favorire il rilancio attraverso un'azione di sburocratizzazione che consenta di sbloccare le opere pubbliche, parte degli enti locali e superare l'esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri. Sono questi i principali temi sottoposti dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e dal vicegovernatore Riccardo Riccardi al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, Maria Stella Gelmini, nel corso dell'ultima tappa della sua visita in Regione, nella sede della Protezione Civile regionale di Palmanova. Con riferimento agli infermieri, il Governo sta già lavorando per evitare questo vincolo di esclusività che è una penalizzazione. Per quanto riguarda la sburocratizzazione è un grande tema che sarà presente all'interno del Recovery Fund, al quale sta lavorando anche il Ministro Brunetta come Ministro della Funzione Pubblica, e certamente è un obiettivo che il Governo si pone, perché non è possibile non spendere risorse, non riuscire a spendere risorse che sono a disposizione, e certamente dentro il Recovery Fund la riforma della semplificazione è assolutamente centrale.
Beh, la sburocratizzazione è uno degli aspetti sui quali noi abbiamo dimostrato il lavoro che è stato fatto e quindi ne abbiamo parlato a lungo di questo e il Ministro ha accolto questa nostra ipotesi di lavoro. E poi io ho avanzato quella richiesta che mi sembra pienamente condivisibile degli infermieri. Gli infermieri sono disponibili a mettersi in gioco, ma hanno il problema di un vincolo dell'esclusività del rapporto contrattuale. Quindi, siccome questa è materia dello Stato, abbiamo chiesto che questa sia una misura che venga rimossa. Mi pare che già questa mattina qualche segnale del Ministro della Salute c'è stato e c'è stato il formale impegno del Ministro delle Regioni a consentire che questo avvenga. Quindi tutti speriamo che questo risultato possa essere raggiunto perché questo aggiunge forza alla campagna vaccinale. Grazie. Il governatore ha spiegato che la gestione della pandemia in Friuli Venezia Giulia è articolata, da prima ancora che venisse registrato il primo caso di Covid-19 sul nostro territorio, attraverso un modello che integra il sistema servizio sanitario regionale, ai cui operatori va il ringraziamento dell'intera comunità, con la Protezione Civile regionale, della cui efficienza e preparazione deve essere orgoglioso l'intero Paese. Positivo al Covid, esce di casa senza la mascherina e passeggia tra la gente lungo Viale Miramare. L'uomo, un 64enne di Trieste, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno invitato a indossare la protezione, poi hanno scoperto che si trattava di una persona contagiata. È stato denunciato per violazione degli obblighi sulla quarantena. Una pattuglia di Barcola ha sanzionato poi un altro triestino perché non indossava la mascherina nel quartiere di Roiano. Incidente stradale intorno alle 11:30 di questa mattina nel comune di Ruda, in località La Fredda. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ne ha perso il controllo e si è poi cappottato in un campo a bordo strada. È rimasto ferito in maniera seria. Dopo l'allarme la centrale SORES di Palmanova ha inviato l'ambulanza, l'elicottero che è atterrato a poca distanza dal luogo dell'incidente. L'uomo, forse colpito da un malore, è stato trasportato a Udine in volo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Un furgone carico di cuccioli trasportati illegalmente è stato scoperto e fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova da una pattuglia della sezione polizia stradale di Gorizia. 30 gli esemplari trovati all'interno del mezzo tra bassotti, barboncini, chihuahua, golden retriever, bulldog francesi e altre razze. Erano malnutriti, insufficientemente abbeverati e con documenti sanitari non conformi. Sono stati affidati al canile di Udine, 22 di questi, mentre 8 sono ricoverati presso una struttura veterinaria. Uno dopo 24 ore purtroppo è deceduto. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo dopo la pubblicità l'appuntamento con A Voi la linea. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.